a Campolongo Maggiore nei giorni 1-8 settembre prossimo. Si incontreranno nella quella che è stata la casa del boss Maniero per dare vita a questo rapporto, a questo confronto formativo attorno ai temi della legalità. Si tratta di una trentina di ragazzi giovani provenienti dalle varie parti del nostro paese, non solo dal Veneto o da Venezia, con i quali noi abbiamo costruito un programma molto denso di iniziative che stanno proprio nell'ambito della lotta alla illegalità, tanto diffusa anche nel nostro Veneto e non solo nelle regioni meridionali, ma anche di formazione alla legalità. Noi contiamo sulla repressione della legalità, ma anche su una nuova cultura della legalità, senza la quale non sconfiggi i fenomeni di corruzione che stanno invadendo il paese e purtroppo anche la nostra provincia. Quest'anno per la seconda volta facciamo il campo del Giardino della Legalità. Il progetto sta il giardino che verrà messo a disposizione alla comunità con il campo da tennis dove verrà costruita una mini arena. A ottobre avrà inaugurato il giardino, dopo qualche mese anche l'arena. Lo scopo finale è quello di consegnare alla cittadinanza una struttura pubblica all'interno del territorio di Campolongo Maggiore, con le attività dei ragazzi che fanno di manutenzione, di lavoro e di formazione sulla legalità dall'1 all'8 settembre lì in villa ex Maniero. I ragazzi devono sapere che le loro difese stanno tutte dentro la Costituzione, i valori, gli ideali, ma anche le possibilità di avere una vita, come si dice, legale, onesta e anche come dire, serena, felice, insomma, tutto sta nella Costituzione che non è conosciuta e quindi noi abbiamo bisogno non di spiegargliela in maniera banale. Difatti io non parlerò tanto degli articoli noti come l'articolo 3, quanto di quelli che parlano del diritto alla salute come il 32, oppure il diritto alla giusta retribuzione che per noi è il contratto nazionale, cioè esiste i beni pubblici come l'acqua, cioè esistono tanti livelli della Costituzione che sono poi la vita di ogni giorno e i valori a cui riferirsi per poterli applicare.